all'Oca Rossa del Bottegone, dove si è presentata la 18ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese, organizzazione dell'OCIP, Organizzazione Ciclistica Pistoiesi, insieme alla Società Ciclistica Spezzano Modenese, una società che ormai da tanti anni è partner di questa associazione sportiva che ha dato lustro veramente a tutta la Toscana. Siamo con Giacomo Bacci per parlare di questa 18ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese, una gara che è nata come Firenze-Modena, poi per motivi soprattutto di traffico anche si è dovuto un pochino modificare, però il motivo iniziale fu quello di celebrare la fantastica cavalcata di Fausto Coppi sull'Abetone, poi sul Barigazzo, che gli consentì di vincere il primo Giro d'Italia, e siamo proprio in pieno periodo di Giro d'Italia, quindi una corsa di attualità, anche se si svolgerà poi pochi giorni dopo la fine della corsa rosa. Sì, innanzitutto grazie all'organizzazione che ancora quest'anno ha voluto regalarci questo bellissimo momento, ma io dico, anche se è cambiato il nome, l'importante è che siamo qua oggi a festeggiarla e a far sì che per 18 anni sia stata portata avanti, quindi io credo che questa è la forza del ciclismo toscano, dei dirigenti toscani che riescano ancora a crederci, che ancora vogliono e hanno nel loro DNA il ciclismo, e io credo che la Toscana ancora una volta ne sia stata e ne sarà da protagonista. Una gara che ha una lunghezza abbastanza inconsueta per i dilettanti, però ha una sua ragione d'essere proprio nel fatto che chi vuole poi passare professionista deve cimentarsi anche su questo tipo di percorsi, e poi è molto bello come erano le gare una volta, partire da una località e arrivare a un'altra. I circuiti purtroppo non appassionano come una gara in linea. Certamente questo è lo spettacolo sicuramente più bello. La lunghezza, diciamo che appunto cominciamo a essere a metà stagione e quindi c'è anche il prepararsi, appunto come stavi dicendo tu, a quello che poi potrà essere il chilometraggio del professionismo, quindi io credo che sia giusto cominciare da ora in avanti a fare qualche chilometro in più, proprio per dare anche l'opportunità nelle gambe degli atleti di potersi poi confrontare nella categoria superiore. Due parole sul momento del ciclismo dilettantistico toscano. Vediamo che tra i professionisti Ulissi è ritornato alla ribalta, giustamente, come gli consentono le sue doti, e a dilettanti come stiamo? Diciamo che abbiamo calato di qualcosa quest'anno come numero, però diciamo che stiamo contenendo la cosa. Le manifestazioni ci sono. Sì, su quello che è stato Ulissi io credo che ieri ho avuto dei brividi quando ho visto tagliargli lo striscione di arrivo, perché è un ragazzo che sicuramente si è impegnato, si sta impegnando e gli serve anche per il morale per continuare, e sicuramente la stoffa e la qualità ci sono, e quindi io gli auguro che porti in fondo la sua carriera in una maniera molto 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 brillante. Siamo con Giulio Montanari, viene dall'Emilia, dalla provincia di Modena, per ancora una volta ribadire il suo impegno in questa bellissima gara che porterà il martedì 2 giugno i dilettanti Elite Under 23 da Pistoia a Fiorano Modenese. Gruppo sportivo Spezzano Castelvetro, presidente, però l'impegno dello sponsor vostro, praticamente, che vi dà una mano grande, è della Lea Ceramiche. Esatto, sì, noi riusciamo ad aiutare e a continuare a fare questa manifestazione finché abbiamo queste due ditte, la Galligani Piante e la Lea Ceramiche, che ci mettono a disposizione tutto per la logistica, per l'arrivo, per tutto quello che viene fatto. Dobbiamo un grosso ringraziamento a queste due aziende che ci credono, tant'è che siamo arrivati alla 18ª edizione, e io nei giorni scorsi, che ero a pianificare le cose dentro l'azienda Lea Ceramiche, parlando col titolare, mi ha già detto: guarda bene che io non voglio mica che sia l'ultimo anno. Quindi è uno stimolo a continuare, credo che si stia facendo anche benino. Sono tanti anni che lavoriamo bene con tutti gli amici toscani, con la famiglia Galligani, con la famiglia Muscini delle Ceramiche Lea. Noi come organizzazione al mattino faremo le due gare degli esordienti e aspetteremo l'arrivo della Pistoia Fiorano. Quindi l'Appennino tosco-emiliano è ancora una volta protagonista dopo la bella tappa Giro d'Italia professionisti e l'Abetone.
Io proprio che ero alla Betone stavo parlando dell'importanza di queste manifestazioni che toccano comunque 2 regioni e che riescono a far conoscere il territorio oltre ai ciclisti anche a tutto il personale che vede la manifestazione, a tutti quelli il ciclismo secondo me deve essere promozione del territorio, perché sia promozione del territorio so che è impegnativo, più dispendioso, occorrono più risorse. Però fare una manifestazione di questo tipo, noi per 10 anni abbiamo fatto il passo della Betone, poi siamo passati dal passo della collina e credo che sia una bella cosa per far conoscere il territorio e cercare di fare un po' ripartire questa economia che è un po' barcolla. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio per il territorio, per i prodotti locali, per tutte queste robe. Siamo con Iolfe Galigani, che è il titolare insieme al figlio Massimo della Galigani Piante e Giacomo anche, esattamente, che prima parlavamo con Montanari e ci diceva appunto che è bello aver trovato degli amici più che degli sponsor come voi per continuare a vivere questa bella gara. D'altra parte noi ci siamo trovati un po', diciamo, per caso. La passione in casa nostra c'è sempre stata per il ciclismo. Per dare una mano a Giannoni diversi anni fa si sono trovati a ospitare questa partenza. L'OCIP, di cui Giannoni è presidente, è stata sempre diciamo, come si può dire, un'organizzazione pistoiese. Visto i tempi che corrono, le gare sono sempre meno, Pistoia in particolare qui si fa qualcosa ma molto meno di prima e sicché si è cercato di dare una mano per continuare un po' la tradizione. Ecco, io volevo chiedere anche un'altra cosa, a parte, dice, voi avete detto per dare una mano a Romano Giannoni e al ciclismo pistoiese, però lei è anche un grande appassionato di ciclismo, ha un idolo che è Franco Bitossi, che è qui con noi oggi a pranzo, a presentazione, e aveva anche un altro grande idolo e amico di cui parleremo in seguito anche sui giornali, che è morto quest'anno, purtroppo non è stato diciamo, ricordato troppo, ma era appunto Luciano Chiti. Luciano Chiti da Tizzana, ci può fare un suo ricordo di come lo ha conosciuto e dell'amicizia che legava a lui e alla sua famiglia? Parlare di Luciano Chiti per me è commovente. Dunque, nel 1947, quando io avevo 10 anni, ho iniziato ad andare dietro alle corse proprio perché Luciano correva da allievo. Siamo sempre stati amici d'infanzia, vissuti quasi nella stessa parrocchia e diciamo con il fatto che lui correva in bicicletta io sono diventato un grande passionista di ciclismo. L'ho sempre seguito, in famiglia c'era passione, però Luciano lo vorrei ricordare veramente, lo vorrei ricordare per le cose che ha fatto nei suoi 7-8 anni di carriera. Luciano ha vinto 12 corse da allievo, 8 da dilettante, in tutto è arrivato a 27 vittorie, ha vinto una tappa al Giro di Spagna, una al Giro del Belgio, una al Giro d'Inghilterra. A quei tempi si facevano questi giri, erano corse per professionisti minori, diciamo, e quelli meno gli indipendenti, che a volte facevano anche delle gare insieme ai dilettanti. Ad esempio Luciano ha corso il primo Giro d'Italia nel 50. Per sfortuna era il più giovane concorrente. È partito era il più giovane corridore alla partenza da Milano. Quell'anno era l'anno santo, il giro finiva a Roma. Lui ha avuto sfortuna alla penultima tappa, si è dovuto ritirare, però Luciano si può dire ha fatto il Giro d'Italia dell'intero. Poi è venuto a casa e il 15 di agosto ha vinto la Coppa Linari. Non è che lui sia il campionato toscano indipendenti. Lui ha chiuso la carriera con la maglia di campione toscano indipendenti nel 55. Per ragioni di famiglia, per sfortuna, ha perso il babbo, insomma tante cose e si sono verificate negli anni che si succedono. Per un corridore avere la famiglia a disposizione è importante e lui gli è venuto a mancare tanti supporti, perché poi nel 52 ha rifatto il Giro d'Italia un'altra volta. Non è che lui purtroppo non l'ha potuto terminare neanche quello, alla terzultima tappa si è dovuto fermare.
ma erano gare dure, massacranti, per 25 giorni per uno come lui non erano forse adatte, ma più che altro perché era stato buttato un po' là allo sbaraglio, non aveva quel gran sostentamento che ci vorrebbe per fare quelle grandi corse lì, perché nelle corse di un giorno si era sempre saputo distinguere, aveva fatto un Giro di Romagna che era arrivato quarto, aveva fatto diverse belle gare, in salita era primo anche tra i professionisti. Comunque diciamo non è stato un campionissimo, ma un personaggio che merita di essere ricordato dallo sport pistoiese. Bene, ringraziamo Iolfe Galigani, poi ricordiamo che questa sera, oggi premierete alcune figure importanti del ciclismo pistoiese come Ivano Landi, Bruno Ferrali, Alessandro Becherucci, Romano Giannoni e Giulio Montanari, che abbiamo già intervistato. Quindi un buon augurio per questa 18ª Pistoia Fiorano Modenese. Io ringrazio. Questo modo di premiare è scaturito dal fatto che questi personaggi che seguono sono a disposizione, diciamo, delle gare ciclistiche, hanno per noi fatto tanto, per l'OCIP hanno fatto tanto, sono stati i responsabili di gare importanti, direttori di gara, vice direttori, insomma persone che al ciclismo hanno dato tanto e meritano veramente una premiazione. Franco Pitossi, l'ha già detto prima, Iolfe Galigani è un suo idolo, l'idolo di questo organizzatore insieme all'OCIP di questa bellissima gara Pistoia Fiorano. Franco, ti piacerebbe, se fossi stato corridore questi giorni, sarebbe piaciuta una gara tipo la Pistoia Fiorano, considerando il percorso? Sì, questo percorso mi andrebbe bene. Se si doveva fare eventualmente l'Abetone un po' meno, perché da giovane le grandi salite cercavo di scansarle, insomma. Però invece con la collina e le altre, le più leggere che sono andando avanti, sarebbe stato un percorso interessante. Ecco, tu hai detto, da giovane, forse allora c'è quelli che dicono ma una volta i percorsi erano più duri, non è mica sempre vero allora questo? No, ma anch'io ho fatto dei percorsi duri, ma l'ultimo anno per esempio il Giro Toscana che ho vinto era 230 km, quindi c'era tutto il Giro da Siena, il Saltino, quindi era un percorso duro e lungo, però ne facevo poche, non è che andavo a cercare le salite della montagna pistoiese, poche volte mi ci allenavo ma in corsa cercavo di evitarle. Senti, tu segui sempre, immagino, il Giro d'Italia, siamo in pieno Giro d'Italia professionisti, c'è stata di recente questa bella vittoria finalmente di un toscano come Diego Ulissi. Tu lo conosci Diego, immagino, che opinione hai su di lui? No, lo conosco come lo conoscono gli sportivi, non l'ho frequentato, ho capito quello che ha fatto da giovane, i suoi progressi, quello che ha già fatto nel ciclismo. Ma magari ieri non tanti, parlando con Poggiali, eravamo a un pranzo e si guardavano le quote, chi poteva vincere, ma sarebbe stato un arrivo per Ulissi, però non deve essere ancora tanto in condizione. Invece la volata è uscito fuori bene, puntavano su altri e lui da dietro e aveva la gamba buona, è un arrivo alla Vitossi, perché Vitossi ha già vinto più di una volta e quindi era un arrivo perché aveva la gamba buona e certe caratteristiche. Come erano appunto quelle di Franco Pitossi. L'ultima cosa, allora abbiamo detto Ulissi, ma in generale non siamo più ai tempi d'oro come qualche anno fa del ciclismo toscano, come ai tuoi tempi, ma a parte Ulissi c'è qualche altro giovane su cui si può essere ottimisti in Toscana? Ma ci sono dei giovani, c'è Bettiol, quindi qualche giovane interessante c'è, è chiaro che bisogna aspettare, non avere fretta insomma la Toscana dovrebbe rimanere sempre ad alto livello per quanto riguarda il ciclismo. C'è un altro personaggio del ciclismo toscano, perché è un vero personaggio che tutti conoscono, che è molto legato alla Pistoia Fiorano Modenese, ex Firenze Modena, ed è Bruno Ferrali. Perché Bruno, tu ne hai fatte, in che veste ricordiamo queste 18 edizioni? Lo ricordiamo come direttore di corsa dalla prima all'ultima. Spero che sia l'ultima perché per quanto mi concerne, perché gli anni passano, gli impegni di lavoro aumentano costantemente e quindi non ho più tempo da dedicare al ciclismo, mi dispiace,
ma purtroppo siamo in questa condizione. Ecco. Speriamo di no, perché insomma diciamo, se si continua, oltre a perdere corse, anche a perdere personaggi come te, come altri che hanno dato veramente tanto al ciclismo, non si andrà a finire molto bene in questo sport. Senti, un'edizione in particolare che tu ricordi con piacere, non so, per il risultato, per qualcosa che è accaduto di questa Pistoia Fiorano? Ma mi ricordo una volta quando facevamo il passo dell'Abetone che trovammo neve, pioggia, grandine, a tal punto che dovemmo precedere la corsa con 2 agenti della polizia stradale per cercare di accertarsi che la strada era percorribile a tutela dell'incolumità dei corridori. Insomma, poi riuscimmo a portare avanti fino in fondo la gara, una gara sempre bellissima, eccezionale, con una protezione incredibile, soprattutto in Emilia Romagna. L'ultima cosa, tu che ti intendi chiaramente di percorsi, tecniche e così via, ma aver dovuto rinunciare al passabetone secondo te ha diminuito questa gara o no? No, dobbiamo stare con i piedi per terra, il passo dell'Abetone c'era troppi chilometri d'arrivo, una salita molto dura e dilettanti, si arrivava all'arrivo con pochi corridori, quindi facendo la collina e poi un altro paio di salite come il Valico della Masera, diciamo a una 30-40 km d'arrivo, è una gara più umana e consente di arrivare all'arrivo con un maggior numero di atleti, e quindi a mio avviso anche per chi organizza la gara è un motivo di soddisfazione ed è aperta ad un maggior numero di corridori, anche se le corse non le fanno i percorsi ma le fanno i corridori con le velocità che attuano, insomma, ecco. Domizio Spadi rappresenta il Comitato Provinciale Pistoiese della Federazione Ciclistica e ci si trova qui ancora una volta per celebrare questa bella gara che, come ha detto Romano Giannoni, come ha detto Alessandro Begrucci, collega 2 regioni, quindi non siamo chiusi egoisticamente nei nostri confini, perché i confini purtroppo ancora oggi ci sono, se vogliamo, addirittura a volte anche da città a città, ma è bella aprirsi anche a una regione amica come appunto la Emilia Romagna. Il bello della Pistoia Modena è proprio questo, è di andare oltre il nostro territorio, ed è una manifestazione sicuramente ad alti livelli perché ripercorre anche strade importanti e sicuramente per quello che riguarda questa 18ª edizione che sembra uno scherzo, ma siamo già arrivati a questo numero. È un numero importante, un numero che collega le due società, perché l'altra società che organizza questa manifestazione sicuramente è un collegamento importante. E diciamo che come manifestazione è sempre stata in crescita, da quando è nata, che era molto dubbiosa, invece è andata avanti e ora si parla di 200 iscritti, perciò quest'anno credo che sia un'edizione oltre i limiti. Però ci sarà un bel lavoro come sempre anche per le motostaffette. Sì, le scorte faranno sempre il suo ottimo lavoro insieme alla polizia stradale, insieme alla direzione di gara. Penso che ormai è un percorso ben definito e ben individuato i punti più complicati, perché andare a Modena non è semplice, è molto complicato, ci sono tante rotonde, ci sono dei percorsi, ma comunque durante il percorso posso garantire che si trova a disposizione tutti gli addetti nei vari posti, a Porretta Terme, un lavoro diciamo non neanche da dilettanti, quasi da professionisti, perché è chiuso tutte le strade. Questo con me è lo Stato Maggiore ormai dell'Organizzazione Ciclistica Pistoiese OCIP, c'è un presidente che ha fatto la storia di questa società, che è Romano Giannoni, che ora ha fatto un po' passato al ruolo del compianto Alfredo Martini, presidente onorario, e poi invece c'è il presidente che ormai da un anno, che tutti voi conoscerete, però si può dire che le mani in pasta l'avevi da tantissimi anni nell'OCIP, Alessandro Begrucci. Allora, prima per dovere, persone più anziane, no scherzo, anziane ma molto giovane sempre come mentalità, Romano Giannoni. Allora Romano, che effetto ti fa sentirsi presidente onorario? Ma io mi fa l'effetto che sono sempre nell'ambiente, mi basta quello.
indipendentemente dalla carica onorifica che mi hanno dato, io ero qui lo stesso anche se non ero niente, cioè una volta entrato in Novi io sarei stato qui, anche per rispetto degli amici di Galigani e degli sponsor. Scusa, si può dire che Alessandro avesse delegato anche un po' di beghe? Come? Di beghe no, perché da presidente sicuramente. Ho delegato lui, ora le beghe del cielo sono sue, pertanto comunque noi si cerca di beghe di averne il meno possibile, perché certe volte le gare ci si creano anche, e noi ci cercano di fare il bene per il ciclismo, poi non ci interessa di tante altre cose, quindi io ho cercato di lasciare tutto a lui e lui mi seguirà, sa che siccome era 30 anni saremo insieme, ormai lo sa come si faceva, e pertanto lui... Una coppia di fatto, via. Sì, noi siamo fatti come i papi, ho visto 2 papi, uno entra e quell'altro esce. Io sono uscito perché ormai purtroppo ho qualche anno in più di lui. Allora. Vabbè, ma comunque sei sempre molto in gamba. 2 parole sulla Pistoia Fiorano Modenese. Ho detto prima con Montanari che era nata come Pistoia Modena, ma tu hai sempre creduto in questa bella gara, non solo perché ricordava la grande impresa di Fausto Coppi, ma anche perché tecnicamente è un bellissimo percorso. È un bellissimo percorso e poi è una delle poche gare che parte da una regione e arriva in un'altra, e quindi ciclisticamente per me è una grande cosa. E poi c'è il discorso di quando siamo iniziati, ricordare Fausto Coppi, che anche guarda questi giorni alla Betone hanno rammentato tutti Coppi, è nata la Betone praticamente con la Firenze Modena. Ora poi si è chiamato Firenze Pistoia Fiorano perché da Firenze non si partiva più, per ragioni economiche, e allora si è detto dato gli sponsor sono a Fiorano e a Pistoia si farà Pistoia Fiorano, diciamo anche per essere coerenti con gli sponsor, se no qualcuno mi dice perché Pistoia partire a Firenze, e allora si è cercato di rimediare facendo così, insomma. E per ora questi 2 sponsor, mi dispiace che ci deve essere il terzo sponsor qui di Pistoia che purtroppo lunedì gli è successo una cosa brutta, è mancato, e pertanto lui, anzi ora vorrei fare un minuto di raccoglimento prima di partire, perché era un amico, oltre allo sponsor era un grande amico, Campanella, di costruzioni ferroviarie, e mi dispiace perché oggi anche lui doveva essere con noi e purtroppo quando succede quelle cose nessuno ci può fare niente. Alessandro Becherucci, primo presidente, abbiamo sentito quello che ha detto Romano, anche a te dico, vabbè, la conosci bene questa gara, conosci bene l'ambiente, quindi diciamo, con le 1000 difficoltà che ha il ciclismo di oggi, insistere non è facile. No, non è facile, però vedi, siccome, come tu hai detto te, circa 30 anni che ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere il signor Giannoni, e con lui siamo sempre stati uniti. Non avrei accettato la carica di presidente se non avesse accettato lui quella di presidente onorario. Diciamo per stima, per amicizia e per quelle cose che legano e sono importantissime per me nella vita 2 persone. L'amicizia. Oggi non si trova, vabbè, scusa questa mia digressione, ma la Pistoia Fiorano è un fiore all'occhiello nostro. Grazie allo Spezzano Castelvetro abbiamo trovato un gruppo d'amici che ci permettono, oltre economicamente, ci permettono anche di avere questo connubio tra le 2 regioni e questo rapporto d'amicizia che ormai è 18 anni che ci tiene uniti. Quindi i primi anni sono stati molto complessi, molto difficili, e qualche volta sia io e il signor Giannoni abbiamo detto ma chi ce lo fa fare? Poi però si incomincia a vedere che forse cambiando un po' anche il percorso, insomma, avere un risultato a oggi, più di 200 iscritti, sinceramente da una parte mi fa estremamente piacere, da un'altra parte guardando la tasca, insomma, però questo vuol dire che è una gara sentita, questo vuol dire che è una gara a livello nazionale, ancorché regionale, 15 società che vengono da fuori, impegno di società molto importanti, molto grandi, telefonate che ci dicono ci invogliono sempre ad andare avanti. L'aiuto anche del comitato regionale, perché ho l'onore di rappresentare anche il comitato regionale come consigliere regionale, e avere un presidente come Bacci che sinceramente mi ha aiutato molto anche cercando nuove strade. La stessa cosa sembra la stia facendo anche per l'altro fiore all'occhiello che abbiamo noi, la Firenze Mare. Sinceramente, si stava parlando l'altro giorno con Romano, circa una decina d'anni fa si faceva 15-20 corsi.
Ora siamo ridotti, fra virgolette, ovviamente non è una riduzione dovuta a noi, ma una riduzione dovuta a tutto quello che ci sta intorno, a tutto quello che sta accadendo a livello economico, a livello politico nella nostra regione. È un dispiacere perché diminuendo le corse nostre OCIP, se ti guardi in giro sono diminuite tante altre manifestazioni. Senza toccare poi, ora non vorrei essere troppo lungo, troppo proselito, però a me aver perso un Gran Premio Industria e Commercio di Larciano, con il quale ho collaborato per circa 15-20 anni, aver perso il Giro di Toscana professionisti, anche lì ho collaborato per molto tempo, vederli chiudere perché forse qualcuno non ha capito cosa vuol dire ciclismo, non ha capito che bisogna dare questa immagine se te la propone una piccola città come Larciano, se te la propone una città come Arezzo, va aiutato e tutelato, non va dimenticato. Questa è una cosa che mi ha dato molto fastidio. Non solo a te. Sì, però vedi, quando uno il ciclismo l'ha nel sangue, quando uno si è divertito con Pistoia Libera, ora scusami, con Pistoia Libera tanti anni fa, con un certo Gianfranco Bagni, con altre persone che ci portavano in tutta Italia e noi, piccola emittente televisiva, siamo riusciti a filmare le più belle manifestazioni fatte in Italia, di tutti, sia allievi, esordenti, professionisti, dilettanti, ci si divertiva perché c'era la possibilità che queste persone potessero emergere. Io non voglio tornare a punteggi, poi non voglio fare un discorso di politica sportiva, però sarebbe il momento che i nostri padroni UCI si rendessero conto dove sono, non ci possono far morire così. Finché hanno le tasche piene. Io tu sai che ero responsabile delle partenze di Pistoia Montecatini dei campionati del mondo. Per me è stato un onore altissimo, è stata una soddisfazione irripetibile, penso perché anche in Toscana non credo che venga rifatto un campionato del mondo. Ma vedere queste due differenze, cioè questi che arrivano come padroni, prendono i soldi. Sì, ora questo no, effettivamente sì, ma dà fastidio, a chi vuole bene al ciclismo dà fastidio.